Continuano gli appuntamenti con l'autore presso la Biblioteca Comunale di Raffadali. Il 15 giugno sarà ospite il dirigente scolastico Vito Lo Scrudato di Palermo. Il 29 giugno sarà la volta di Tiziana Crisafulli, operatrice culturale di Agrigento. Nel mese di luglio ci saranno 3 importanti appuntamenti, il primo con il regista Michele Guardì, poi il 19 luglio la giornata dedicata alla legalità e contro la mafia in ricordo di Paolo Borsellino e la sua scorta. Il 28 luglio ci sarà il premio nazionale Alessio Di Giovanni, giunto alla sua 27ª edizione. Nel mese di agosto, nell'ambito dell'estate raffadalese, ci sarà poi la biblioteca in piazza con 4 incontri. Di tutto questo dà comunicazione il presidente della Biblioteca Comunale di Raffadali, Enzo Alessi.